Ciao amici di La Maddalena TV, oggi ci troviamo a Tempio, siamo venuti a incontrare Claudia Naseddu, paziente oncologica e costretta a viaggiare tra Olbia e Milano per curarsi. Qualche giorno fa ha avuto una disavventura in aeroporto con la compagnia Aero Italia e diciamo che frutto di mancanza di buonsenso e di qualche incomprensione le scuse non sono mai arrivate, andiamo a sentire che cosa ci racconta. Ci troviamo in compagnia di Claudia Naseddu, vorrei che ci raccontassi la tua disavventura. Allora, mi sono recata lunedì all'aeroporto di Linate per prendere il volo di rientro per Olbia e con l'assistenza che ovviamente avevo prenotato al momento della prenotazione del volo e niente, siamo arrivati al desk e io diciamo, con molta trasparenza ho detto cosa avevo e mi è stato detto che avendo dei punti avrei dovuto attendere 48 ore per viaggiare. Il problema dei punti sarebbe Metallici. stato se fossero stati metallici. Esatto. E quindi, avendo chiarito che i punti appunto non erano assolutamente metallici e non erano neanche interni alla pelle perché erano solo di fissaggio esterno, ho avuto le prime difficoltà. Quindi mi è stato richiesto un certificato medico che sono riuscita ad avere prontamente dal primario della radiologia e pareva che all'inizio questo certificato andasse bene. Dopo qualche minuto è arrivato il no, credo insomma, dalle persone che stavano al di sopra della ragazza del desk e quindi mi dicevano che non andava bene. E chiedendo specificatamente che cosa volessero, non sono stati in grado di darci una risposta certa. Finché non è venuto fuori che loro volevano che io stampassi questo modulo interno della compagnia e lo portassi al pronto soccorso dell'aeroporto di Linate e farmelo compilare a pagamento dal medico di turno. Al che, visto che non avevo altre alternative, anche se mi sembrava assurdo che il certificato del radiologo valesse meno del loro, comunque sono andata al pronto soccorso e sia il medico che il responsabile del pronto soccorso hanno detto assolutamente che non avrebbero compilato quel modulo perché non aveva nessuna valenza internazionale, ma era un modulo interno della compagnia, tra l'altro con molti dati sensibili sulla mia salute che loro non sono tenuti ad avere. Allora, nel frattempo il medico, che è stato molto gentile, ha fatto un certificato praticamente uguale a quello del primario di radiologia. Dopo avermelo consegnato, sono stata accompagnata dalla polizia alla loro stazione, i quali mi hanno prestato assistenza, sono stati molto disponibili e molto, molto cordiali e si sono preoccupati di farmi avere le carte di imbarco del volo successivo e si sono accertati che l'ulteriore certificato emesso andasse bene, di modo che io alle 17:30 non incorressi in ulteriori problemi. Quindi la polizia era stata allertata da tuo padre, vero che ti aspettava a Olbia? Esattamente, erano già stati avvisati e infatti mi hanno contattata quando io ero ancora a pronto soccorso e si sono comunque adoperati per venirmi incontro e assistermi. E dopo questo, niente, io ero comunque dalle 9 del mattino, sono uscita dall'una dall'aeroporto di Linate, per fortuna con la conferma della possibilità di partire alle 17:30, ma mi sono dovuta comunque recare in un hotel e pagarmi una camera perché ovviamente le mie condizioni fisiche non mi consentivano di stare altre 4 ore buttata in aeroporto su una sedia a rotelle. Sono arrivate scuse, spiegazioni, qualcosa dopo? No, non è arrivato nulla. Io ho ricevuto la massima disponibilità dall'assistenza aeroportuale, dalla polizia e dal pronto soccorso, ma dalla compagnia neanche un ci dispiace, oppure cerchiamo di fare niente. Abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato, niente, da parte loro assolutamente nessun gesto di pentimento. Tu sei costretta a viaggiare molto spesso, vero? Quindi capita spesso che tu faccia Olbia a Linate. Sì, viaggio spesso. Prima era a Roma, adesso sono a Milano. Sì, spesso perché capita anche una volta a settimana. Noi in Sardegna siamo un po' cittadini di serie B in questo caso.
Beh, direi proprio di sì. Primo perché siamo penalizzati per i trasporti, non abbiamo alternative, non abbiamo la possibilità anche in questo caso di poter fare il viaggio, ad esempio, in giornata, perché se uno se lo sentisse potrebbe anche farlo. Io devo partire il giorno prima, devo comunque prenotarmi un albergo, perché se devo essere alle 8 in clinica, cosa faccio? Non posso in queste condizioni partire alle 4 del mattino. Quindi devo prenotarmi gli alberghi, devo prenotare i voli, ovviamente tutto a carico mio, però con ulteriori disagi che in questo caso specifico sono stati fondati sul nulla e soprattutto su una inefficienza di chi deve darti delle informazioni ben precise e invece non è stato in grado di dartele. Quindi considerando i costi che tu sostieni ogni volta, diciamo che insomma ci si aspetta qualcosa in più. Sì, ma forse sarebbe bastato un pochino di buonsenso e soprattutto di ascoltare anche quello che ho detto io, dando la certezza e che poi, ripeto, capisco che non bastasse solo aver parlato col medico, ma gli abbiamo mandato il certificato scritto, stampato e firmato digitalmente dal medico, quindi non capivamo assolutamente cosa potesse servire in più della dicitura che assolutamente mi abilitava a viaggiare in aereo. Quindi Claudia ha un drenaggio che è fissato da alcuni punti esterni, non metallici, quindi non Assolutamente. esisteva nessun problema. Assolutamente, nessun punto metallico, nessun problema che avrei potuto riscontrare con la pressurizzazione dell'aereo, perché appunto non ci sono, non esistono ed è stato certificato anche dal medico. Grazie Claudia per avercelo raccontato. Grazie a voi.